Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo spirito. In questo giorno, in sintonia con i vescovi della Chiesa italiana, ci troviamo in questo cimitero per pregare per tutti coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus, in particolare per i defunti della nostra città, del nostro territorio, delle città di Bergamo, di Brescia, di tutti coloro che ci hanno lasciati. L'immagine dei mezzi militari che trasportano le bare verso i forni crematori, vista nei telegiornali dei giorni scorsi, rende in maniera plastica la drammaticità di quello che il nostro Paese sta vivendo. Per questo la Chiesa assicura che le comunità cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza fisica, non fanno mancare la loro prossimità di preghiera e di carità, e che tutti i giorni i sacerdoti celebrano la Santa Messa per l'intero popolo di Dio, vivi e defunti. Nell'attesa di poter tornare a celebrare con i fedeli le messe di suffragio, vogliamo oggi affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, nonché di esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore. Viviamo dunque questo venerdì di Quaresima come venerdì della misericordia, nel quale il nostro sguardo rivolto al crocifisso invochi la speranza consolante della salvezza. Invochiamo la misericordia e il perdono del Signore. Signore, che soffrendo la passione hai distrutto i nostri peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che salendo al Padre ci hai preparato un posto nel tuo regno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli e sorelle defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo ora, fratelli e sorelle, la parola del Signore, un breve brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Sono parole consolanti, quelle che Gesù rivolge ai suoi discepoli e a noi che oggi le ascoltiamo. Egli non vuole perdere nulla di quanto il Padre gli ha dato,
e ciò che il Padre gli ha dato siamo noi. Sono i nostri fratelli e sorelle che sono morti e che certamente saranno riscattati dalla morte, tenuti nelle sue mani fedeli da Gesù. La volontà del Padre mio è che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato. Ripetiamoci queste parole di consolazione e di speranza e chiediamo che si realizzino per i nostri fratelli e sorelle che sono morti. Rivolgiamo la nostra preghiera fiduciosa e riconoscente al Signore. Dio Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo, ridarà vita anche ai nostri corpi mortali per unirci alla gloria del Signore risorto. Preghiamo insieme e diciamo con fede: ascoltaci, o Padre, ascoltaci, o Padre. Per i pastori della Chiesa deceduti dal coronavirus, perché siano eternamente beati insieme con le sorelle e i fratelli che guidarono ai pascoli della vita eterna, preghiamo. Ascoltaci, o Signore, o Padre. Per le vittime della pandemia del Covid-19, perché il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia fruttifichi nella pienezza della gloria, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i parenti, familiari, gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo con ogni uomo che vive, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa pellegrina nel mondo e qui presente, perché diffonda sino ai confini della terra la beata speranza che splende in Cristo, vincitore del peccato e della morte, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Concludiamo con una preghiera di benedizione, avendo presente lo strazio di tanti nostri fratelli e sorelle che non possono celebrare come desidererebbero la morte dei loro cari. In questi giorni sento da più sacerdoti riportarmi il dolore, l'angoscia che viene da sepolture fatte in fretta, senza quell'espressione di accompagnamento che normalmente e giustamente caratterizza l'ultimo commiato, l'ultimo saluto da un proprio caro. Ebbene, la preghiera che facciamo oggi non può certamente supplire a questa mancanza, e tuttavia è un segno di comunione, di condivisione, di carità, che esprime la certezza che il Signore non abbandona i Suoi figli anche nei momenti più difficili di prova e di oscurità. Esprimiamo questa certezza e domandiamo la benedizione del Signore. Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti a una speranza viva, per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti coloro che hanno lasciato questo mondo a causa del virus che ci sta affliggendo. Apri le braccia della tua misericordia
e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria futura. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.